Siamo qui con Luca Canessa, stesso luogo, stesso risultato dello scorso anno, la stessa avversaria, sempre con la promozione in tasca, però Luca questo tecnocampo a Airez Genova non gli va proprio giù. La nostra bestia nera a quanto pare, ci manca sempre, credo che siano due squadre abbastanza alla pari, ci manca sempre un minimo di fortuna in più per riuscire a batterli e oggi abbiamo sbagliato tante cose, se la sono meritata loro quest'anno di sicuro e è giusto così, speriamo di batterli almeno in Serie A prima o poi. Sì, anche perché la sfida si ripeterà l'anno prossimo, dopo due finali qui al Ferraris e anche un incontro nei playoff, anche lì è andata male, la sfida ci riproverete anche l'anno prossimo, tanto però nella categoria superiore. Speriamo, qua sarà molto duro arrivarci l'anno prossimo, di incontrarli prima a questo punto e riuscire a batterli almeno una volta. Sì, poi comunque la partita è stata in equilibrio fino al termine, pensavi di potercela fare questa volta? Prima della partita sì, poi quando con l'espulsione si è messa abbastanza male, eravamo anche sotto, avevamo comunque deciso di giocare tutti e quindi comunque magari potevamo fare qualche cambio alla fine per provarla a vincere di quelli già usciti, abbiamo deciso di giocare tutti e ci siamo divertiti, siamo venuti qua, abbiamo fatto una cosa di gruppo e bene così. Comunque è un'annata straordinaria per il Reds che dopo aver raggiunto il vertice della C l'anno scorso raggiunge il vertice della Serie B, un'annata favolosa con pochi innesti, alla fine il gruppo è sempre quello e sarà lo stesso anche l'anno prossimo? Sì, dovrebbe essere lo stesso, al massimo aumentare un po' di numero magari perché la Serie A è importante, ci sono tante partite, abbiamo il trofeo campioni anche e quindi qualche innesto che possa aiutarci e non arrivare contati ad alcune partite. Comunque non hai niente da rimproverare ai tuoi compagni dopo questa sconfitta? Molinari qualcosa bisognerebbe rimproverarli per l'espulsione, ma va bene così, ci ha fatto vincere tante partite, va bene così. Un grazie a Luca Canessa, complimenti ai suoi Reds Genova che cadono per la seconda volta qui al Ferraris, sapranno sicuramente rifarsi, appuntamento con loro in Serie A questa volta il prossimo anno. Grazie. Grazie a voi, ciao a tutti.